Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale e c'è stato l'errore di Boston Trio. In vantaggio Tommy su Axel Nib che attacca. Numero 3 Achille Rock, squalificato. Indietro è Vaomar che segue il ritmo dei primi due, passa intanto in vantaggio Axel Nib su Tommy. Terza posizione per Vaomar. Per corsie esterne cerca di farsi luce Zigolo VGL che viene però anticipato prontamente da Vaomar. Al largo c'è anche Bip MTT, mentre tutti gli altri sono rimasti decisamente attardati, praticamente in 7 all'avanguardia, con Vaomar che sfila ed è nuovo leader dopo 600 metri e conduce Axel Nib in seconda posizione, poi Tommy, mentre tra i primi c'è anche Bumpit of West e poi Bip MTT. Intanto se ne vanno gli 800 in 1 e 1. All'esterno vedete si impegna ora Zigolo VGL. Zigolo progredisce su Vaomar, si trascina Bip MTT. Intanto chilometro iniziale in 1:17,2 davanti alle tribune. In vantaggio sempre Vaomar, all'esterno agisce Zigolo VGL che si trascina Bip MTT, all'esterno c'è anche Kafta. Intanto sposta Bip MTT quando siamo a 650 dalla conclusione. Si arriva al paletto dei 600 finali con Vaomar in vantaggio, seconda posizione per Axel Nib, all'esterno la puntata di Bip MTT che viene seguito da Kafta. Bip va deciso su Vaomar, Kafta lo segue, questi tre si distaccano e Vaomar per il momento regge la bordata di Bip MTT mentre Kafta va in scia a Vaomar che riprende una lunghezza di margine su Bip. In schiena c'è però Kafta, retta d'arrivo, Vaomar in testa, Kafta in seconda posizione che opta per l'open stretch. Numero 9 si lancia all'interno, VGL, squalificato. Kafta, e nel finale Kafta in grado di passare per vincere, il secondo posto per Vaomar, al terzo Bip MTT, al quarto finisce Bumpit of West e poi al quinto Tommy. Questo l'ordine d'arrivo ufficioso, ovviamente 1:16,3 preso dallo start che vale meno per il vincitore Kafta, con Manuel Pistone perfetto in sediolo. Segue le mosse di Bip MTT, poi opta per l'open stretch quando vede che Bip non ne ha più tanta e quindi va direttamente in schiena a Vaomar che le prova tutte per difendere la vittoria, ma alla fine è nettamente battuto. Terzo posto per Bip MTT, al quarto finisce il numero 6 Bumpit of West, al quinto dovrebbe essere il numero 4 Tommy. Il successo dunque per Kafta, Manuel Pistone in sediolo che raddoppia così in giornata, questa volta per conto di Emanuele Ussani e Nicolò Venturi, e per il signor Stephen Ciangura.